Per la rubrica Voci da speciale Cadore di Veneto Globe, oggi ospitiamo Gianfranco Valagussa, presidente della sezione di Domegge del CAI. È nato a Milano, ma vive in Cadore da molti anni. È il gestore anche del blog dolomititrekking.it, che è una sua creatura. Signor Valagussa, buona giornata e un buongiorno a lei e anche ai nostri ascoltatori. Lei è anche una persona molto attiva nel volontariato. Vorrei sentire da lei quali sono in questo momento i problemi principali della sezione di Domegge legati anche alla coronavirus. Sì, prima di tutto buongiorno a tutti. I problemi sono quelli legati al comportamento un po' che è dato comunque per il vivere quotidiano. Ce ne sono altri che diventano più importanti perché ovviamente le limitazioni previste per le condizioni normali di vita si amplificano da un lato per quanto vuol dire l'alpinismo per la fruizione dei rifugi e dei bivacchi soprattutto. Da un lato sicuramente questo è un problema. Da quell'altro invece, sottolineano ulteriormente quello che è lo spirito dell'andare in montagna, che è uno spirito legato allo star da soli, alla solitudine, al vedere poca gente, cioè a tutte quelle cose che normalmente nel vivere quotidiano non si possono fare. Per cui vantaggi e svantaggi. Quanti soci ha la sezione di Domegge? Sono queste l'anno scorso, perché quest'anno purtroppo non siamo neanche riusciti a finire il tesseramento, eravamo a 260. Perciò una grossa sezione. Sì, diciamo media. Ecco, anche perché ha un territorio che è straordinariamente bello da coprire. Certo, questo è un ulteriore valore aggiunto che stiamo cercando di valorizzare ulteriormente dal punto di vista proprio della fruizione, per cui una forte attenzione ai sentieri, ma non ai sentieri solo ed unicamente come possibilità di passaggio, ai sentieri anche come un pezzo di storia del territorio, cioè i sentieri sono stati fatti per tutta una serie di ragioni, allora si tratta di mantenere quel tipo di ragioni per mantenere la storia del territorio. Quest'anno, oltre al discorso coronavirus, avete anche un altro problema, che entro maggio scade la copertura assicurativa. Certo. E allora cosa potete fare? Beh, noi stiamo cercando di fare in modo di riuscire a tesserare, siamo già all'80% del tesseramento, per cui ci manca giusto quel 20% e contiamo comunque di concludere il tesseramento. Ma lo fate anche online il tesseramento? Certo, online c'è la possibilità di fare l'iscrizione online, soprattutto perché negli ultimi anni sono moltiplicati i soci che arrivano da altre sezioni, cioè da altre parti del territorio italiano. Abbiamo soci a Roma, abbiamo soci a Milano, abbiamo soci a Venezia. Come potete fare oggi per ottemperare alle necessità della distanza e nello stesso tempo realizzare delle attività peculiari per il CAI? Allora diciamo che bisogna capire bene quali sono le attività che sono quelle importanti per il CAI. Allora, prima di tutto c'è manutenzione sentieri. Allora, su questa cosa è evidente che potrà essere ripresa e dovrà essere ripresa. Non possiamo dimenticare che gli interventi oggi riguardano ancora, purtroppo, interventi determinati dalla tempesta Vaia, prima cosa. Altra cosa, ecco, dobbiamo sicuramente tentare di sviluppare quello che è la frequentazione dei sentieri, quindi le escursioni che dall'anno scorso sono da 2 anni, diciamo, no, forse anche 3, ecco. 3 anni fa abbiamo incominciato escursioni che sono tematiche, cioè l'escursione non è più un camminare fino a se stesso, il vedere il panorama, il vedere questo, ma sono escursioni di approfondimento sia sulla storia che sulla geologia e quindi sull'ambiente naturale delle Dolomiti. Un doppio impegno allora, perché dovete anche tabellarle questi sentieri. Chiaro.
Allora adesso voi avete anche un sentiero che si chiama il sentiero del cinquantenario. Del Perché è cinquantesimo. nato, o del cinquantesimo? Come è nato questo? Allora, è nato per, prima di tutto, fissare nel territorio una data importante, che era quella appunto del 50° anniversario della sezione del CAI di Domege, da un lato, rendendolo importante. Importante cosa vuol dire? Vuol dire riportarlo a un suo valore, a un suo ruolo storico. Quello era un sentiero che era frequentato dai cacciatori di Domege, prima di tutto, e poi secondariamente era il sentiero che hanno passato i pionieri dell'alpinismo quando hanno fatto per primi le cime del gruppo del Montanello. Voi avete fatto anche uno stupendo dépliant su questo, descrivendo questo circuito. Che fine aveva questo dépliant? Allora, sì, all'inizio era un dépliant, poi abbiamo visto che l'attenzione era molto grande ed è diventato un volume. Okay. Addirittura un libro. Sì, che è questo qua, guarda. Questo è il volume del 50°. Ecco, dove si trova in vendita? Scusa? Dove si trova in vendita? Sì, il libro. Allora, la prima buttata che è stata l'estate scorsa l'abbiamo solo venduto in Cadore e basta. Poi avremmo dovuto arrivare per questa primavera, perché è il momento in cui si sviluppa l'attenzione dell'alpinista, dell'escursionista, e comincia a guardarsi in giro su dove andare, avremmo dovuto fare la distribuzione nelle librerie, soprattutto Nord Italia, e invece è saltato tutto per la questione del coronavirus. Ecco. Nel libro, stavo dicendo, nel libro c'è il percorso, ovviamente, con le cartine, ma soprattutto ci sono i pezzi di storia dei pionieri che sono passati da quel. E ci sono pezzi anche, e ci sono delle schede di tipo naturalistico, ne cito una per tutti, quella sul camoscio, che però non sono le solite schede. Nella scheda del camoscio si sottolinea non solo l'aspetto dal punto di vista naturalistico, ma anche l'aspetto storico della figura del camoscio dal punto di vista allegorico che ha preso per quanto riguarda il mondo dell'alpinismo. Quindi delle schede un po' particolari. Lei ha un pallino, da quanto mi risulta, quello di mettere insieme le sezioni del CAI per gestire unitariamente questa sentieristica. Sì, allora è un pallino che non ho solo io, è più che un pallino, secondo me, deve diventare uno degli obiettivi fondamentali di tutte le sezioni. Io ho affrontato il problema come lo affrontano normalmente all'inizio, come lo può affrontare normalmente chiunque, che è buon senso, no? Come può funzionare una sezione, prima si diceva 260 una media sezione, quelle piccole ne hanno ancora meno. Come può funzionare e come può espletare a quello che è il ruolo, che secondo me è sostanziale dal punto di vista della società, della montagna, del territorio montano in termini generali, con questi numeri qui, perché poi se andiamo a vedere chi effettivamente si muove, ad esempio sulla questione dei sentieri, chi partecipa alle attività e compagnia bella, non sono 260, sono, se va bene, 30 persone. Ecco. Allora, come si può sviluppare un intervento con delle risorse così limitate? Per riuscire a sviluppare un intervento grosso bisogna mettere insieme le forze. Io sono partito come tutti pensando che potesse esserci una sezione rappresentativa di tutto. Questo poi ho approfondito meglio quello che sono i ragionamenti, i discorsi su queste cose qui, e mi sono accorto che sarebbe un errore. Sarebbe un errore non mettere insieme le sezioni, sarebbe un errore pensare ad una unica sezione. Perché? Perché si salterebbe a pie pari una cosa che è fondamentale, che è la storia del paese, la storia delle ragioni per cui in ogni paese è nata una sezione del CAI. Ci sono delle ragioni. Soprattutto, ad esempio, partendo da quello che sono le analisi di Annibale Salsa, vabbè, che è il grande teorico, ex presidente del CAI. Scusa? Lo conosco molto bene, Annibale. Ecco, che arriva
cioè, come dire, ha delle considerazioni che non sono solo considerazioni logiche, sono le considerazioni su cui dovremmo andare a sviluppare quello che sarà il nostro intervento futuro. Quella di partenza che viene fuori nel suo volume ultimo, che è dedicato alla storia dello sviluppo del paesaggio alpino, è sicuramente il fatto che ogni persona, soprattutto chi vive in montagna, come dire, cresce con un'idea di paesaggio, che è la sua storia, è il suo punto di partenza e la sua cultura. Allora, prendere e pensare ad un sistema di rappresentazione di tutti i territori alpini, faccio un esempio, pensare di rappresentare Pieve e Lorenzago, per dire, Sì. due cose che sono esattamente opposte, è impensabile. Bisogna però fare in modo che ci sia un'entità che sia in grado di mettere insieme le esigenze di Pieve e di Lorenzago. Questo è il problema grosso che deve essere affrontato. Parli un momento di Dolomiti Trekking. Sì. Che cos'è e cosa fa? Allora, Dolomiti Trekking è nata, adesso è, come dire, è un po' all'abbandono perché le cose si sviluppano, perché passano le motivazioni per cui si fanno le cose, no? Ecco, è stata superata Dolomiti Trekking, è stata superata dagli eventi, insomma. Dolomiti Trekking era poi entrata in un altro blog molto importante che era Dolomite Adventure, che era riuscito a mettere insieme quello che era la proposta di accompagnamento del Triveneto, perché in Dolomiti Adventure c'erano guide alpine e guide naturalistiche sia del Friuli che del Trentino che del Veneto, che era un po' lo spirito di partenza di Dolomiti Trekking. Ok, dal punto di vista professionale, perché dobbiamo pensare che era un'aggregazione di professionisti. Poi c'era un punto di vista etico, che era quello: costruiamo un'idea di Dolomiti che non sia la solita idea di Dolomiti legata ai grandi punti di sviluppo dell'immagine delle Dolomiti. Penso alla Val di Fassa, penso, per quanto ci riguarda, alle Tre Cime di Lavaredo, penso a Cortina, ok? Ma le Dolomiti sono un'altra cosa, sono una cosa molto più ampia e che ha una serie di potenzialità anche dal punto di vista dello sviluppo della proposta turistica molto ampie. Annibale Salsa lo insegna, perché il concetto di Annibale Salsa è che la montagna non potrà mai andare bene finché sarà amministrata verticalmente secondo la discesa delle acque, ma dovrebbe essere gestita orizzontalmente come era una volta. Questo è il concetto di Annibale Salsa. Sì. Cosa ne pensa lei di questo? Parlando con Annibale giusto 10 giorni fa, riassumevo questo concetto in una frase: noi abbiamo più cose in comune con Sondrio che con Vittorio Veneto. Ecco, e qui si dice tutto. A questo punto io ringrazierei Gianfranco Valagussa per il suo intervento, che ringrazio è voi. senz'altro molto interessante e anche illustrativo di certi temi. Ringrazio gli ascoltatori e ci diamo appuntamento per un altro momento, quando sarà possibile anche andare a fare la festa della baita famosa. Certo, sì, perché non bisogna dimenticare che c'era sia la festa del Montanelli, sia l'inaugurazione di un nuovo sentiero, perché noi andiamo avanti a fare sentieri. Grazie, buona giornata e grazie agli a voi, ascoltatori. grazie a voi. Saluti.